maglia numero 5 per Peppe Mentassi, numero 9 per Lugero Lopez, con il 10 il portoghese Tiaguinho, maglia numero 11 per Lorenzo Bueno. Cuzzolino taglia le spalle dei Fortini, col mancino in porta. Matteus cerca e trova Cutrupi, la tiene sotto la suola, sta arrivando Cutrignelli, destro murato, ancora Cutrignelli, Tondi con... Cuzzolino prova ad andare direttamente in porta. Fortini, cambio lato, palla sul secondo palo, Rocha forse col tacco porta avanti l'L84, cambia il parziale a Pomezia, l'ha sbloccata la L84 con una grandissima palla inattiva. Vediamo Rocha, sì, con il tacco sul secondo palo, il pallone perché si sente ispirato. Raubo da Lugero, la palla passa, arriva Raubo, poi Lugero Lopez, colpisce forse Raubo, velato su Murilo Schiocchet. Tuli arriva a calciare, Tuli con la punta, Bueno, Gattarelli verso la porta. Il stagionale della Fortitudo, il primo italiano di Lugero Lopez, palla fuori qua per Gattarelli che calcia verso il secondo palo. Tiaguinho da Cutrupi, col tacco, che palla per Michelangelo, palla fuori verso Tiaguinho, Cutrupi fuori, Michelangelo sposta, pensa alla conclusione che arriva, non la tiene Tondi, Cutrupi come può, ancora Tondi, Tiaguinho a memoria la Fortitudo, palla verso Cutrupi, controllo col petto, pensa anche alla girata, preferisce accomodare per Michelangelo che non passa dopo il rimpallo. Matteus con l'esterno da Cutrupi, c'è Raguso, Rocha prima di Matteus, Rocha col tacco, Raguso contro Molitierno, lasciarla poi a Michelangelo che alza la testa, vorrebbe Cutrupi, lo trova, sta arrivando anche Matteus, Cutrupi la sposta, Cutrupi dentro verso Matteus, verso il pivot, ora Lugero Lopez con la testa, Lugero Lopez, pugno a terra, è sempre lui. Si muove Lugero, lo vorrebbe Bueno che poi in isolamento prova ad andare, ancora Bueno prova a calciare, Raubo con la ruleta, calcia in porta, Mentasti, Bueno, palla fuori, Lugero! Bueno, da Lugero Lopez, che la tiene e serve Matteus! Matteus, sterza, Raubo. Lugero Lopez, mette a sedere Maxi Rescia, ora il numero 9, sta arrivando Michelangelo, lascia la palla a Matteus! Destro potentissimo all'angolino, l'ha ribaltata la Fortitudo. Poi vuole l'aiuto del pubblico, ora c'è il cenno da parte della panchina per una sostituzione. Matteus in anticipo su Rocha, 4 contro 3, Matteus in porta. Palla fuori di Matteus per Michelangelo, Tondi col piedone, mandare Rocha, cambio lato, Rescia, ancora Rocha, riesce a passare, Rocha pensa anche alla conclusione, spacca la porta Rocha, ha deciso di fare tutto da solo e lo ha fatto estremamente bene, ha pareggiato la L84, giocata da fuoriclasse assoluto di Vinicius Rocha. Alla prima pausa, risultato in parità sul 2-2. Tiaguinho, ora va via, Tiaguinho fino in fondo, passa anche Tondi. Cuzzolino, Tondi,
Palla verso Tuli, sta arrivando Fortini, servito Fortini con lo scavetto, Molitierno. Cuzzolino la tocca, Fortini forte, secondo palo, Tuli. Ha messo di nuovo la testa avanti lei l'84 in meno di un minuto. Fortini calcia forte, appostato sul secondo palo Tuli. Bueno, Mateus da Lugero Lopez che pensa anche alla conclusione. Raguso sulle vecchio. Torna in campo Rocha. Raguso, palla verso Rocha, anticipo di Mateus che va verso la porta, Tondi col corpo. Bueno, Lugero, Raubo! Miracolo, ritmi elevatissimi. Ora Cutrupi al volo, la palla rimane lì, Gattarelli! Col mancino! Batte Tondi! Ha pareggiato la Fortitudo! Dopo la conclusione di Cutrupi sulla respinta arriva più lesto di tutti Daniele Gattarelli. Tiaghigno sul punto di battuta va direttamente verso la porta. Bueno ha sistemato con cura il pallone. Lo lascia poi a Michelangelo che scarica su Raubo in porta. Raguso, Schiocchet, ancora Raguso, cambio lato, Coco in qualche modo, Gattarelli al volo, Tondi in bucata, Cutrupi, Cutrignelli, cambio lato, Tiaghigno, sfida Raguso, prende il centro del campo, Tiaghigno va, pensa anche alla conclusione, verso Lugero, Fortini scarica, Tondi, Raubo la ruba, Raubo contro Tondi, colpito in figura, poi Cuzzolino, che gran giocata di prima verso Raguso, chiude Mateus. Di una decisione diversa da parte degli arbitri. Mateus, palla fuori. Raubo al volo, Tondi due volte, poi Mateus. Da due. Ha fallito davvero un quasi rigore in movimento, forse anche meglio. Siamo già di là. Raguso, si muove Rocha, Raguso da solo. Cuzzolino, Mateus arriva prima. 3 contro 3, Mateus cambio lato, Raubo elude l'arrivo di Cuzzolino e poi Bueno a porta vuota. 4-3 Fortitudo, la ribaltata nuovamente la squadra di Angelini. Lugero la tiene, si appoggia sul numero 26. Mateus va sul mancino, Mateus fino in fondo! Un gol bellissimo all'incrocio dei pali, ma che gol ha fatto! Rescia, Mateus regala palla a Fortini che va via con un gran numero, Fortini forte verso il secondo palo, Molitierno oggi, Tiaghigno suolata, secondo palo, Tondi la mette giù, prova anche a ripartire, torna Cutrupi, rischia un po', Tiaghigno a porta vuota, 6-3 Fortitudo, ha segnato Tiaghigno. Erroraccio di Tondi in uscita, Cutrupi non commette fallo, Tiaghigno mi sento di dire forse sì, c'era stato ammonito Andrea Parente e quindi si torna a giocare con Siqueira che va in porta. Siqueira lungo, Mateus ciaccica il pallone, allora Rocha contro Molitierno. Michelangelo verso la porta, la palla è lì, Raubo e poi Schiocchet di Mentasti. Cuzzolino ancora, Fortini a due tocchi, Tuli. Wellington, Rocha verso il secondo palo. In attesa, in vigile attesa la Fortitudo. Cuzzolino, Coco, sterza, va in porta, la palla rimane lì, Fortini si trova sul destro, il pallone
da mettere alle spalle di Moliterno, non fa sconti alla Fortitudo. Il gol del 6-4. C'è il fischio, parte Cuzzolino, murato da Moliterno, dando un pallone così e così. Ancora Cuzzolino, Tuli, di là, Fortini in porta, palo pieno, fuori da Coco Wellington, la sposta ancora dal 17. Tuli, Cuzzolino, di là, Rocia, Suolata, entrare, Suola e calcia. La Fortitudo, Cuzzolino, 60 secondi da ora, deve accelerare un po' la squadra di Paniccia. Coco in porta con deviazione, calcio d'angolo. Alla fine Cutrupi, palla per Luggero che fallisce. Rocia col tacco, la palla rimane lì, Luggero Lopez contro Tondi, palla verso Cutrignelli, Coco Wellington, poi Cutrignelli, la porta è vuota, Cutrignelli con l'esterno, la chiude Nicola Cutrignelli che poi cerca qualcuno per esultare, l'abbraccio a mister Angelini, suggella la vittoria della Fortitudo.